Bentrovati, una nuova edizione meridiana del telegiornale di Tele4. In apertura i ripetuti fenomeni di risse e altri scontri violenti nel centro cittadina che stanno facendo pensare la politica e le istituzioni al ritorno di provvedimenti stringenti nel centro cittadino in vista dell'inizio, di fatto già iniziata l'estate e le zone della Movida ne sono particolarmente interessate, di provvedimenti restrittivi e anche la possibilità del ritorno alle zone rosse. Se ne è occupato per noi Gianluca Paradin. Un ritorno delle zone rosse a Trieste, o come minimo ricorrere alle ordinanze sindacali antivetro e anti-alcol che avevano posto un freno agli episodi di violenza. Il sindaco Roberto Di Piazza sta aspettando l'arrivo del nuovo prefetto per discutere del dispositivo da adottare e valutare così una maxi stretta fra controlli e sanzioni. Troppo disordine in città, troppo Far West. Risse a Trieste, ormai una vera e propria epidemia con una capillare diffusione in diverse zone della città. Il veicolo del contagio è sempre lo stesso, l'abuso di alcol. Nella maggior parte dei casi si tratta di violenze fra cittadini stranieri, da Piazza della Borsa a Piazza Unità, da Piazza Venezia a Piazza Perugino. Fra fine maggio e inizio giugno c'è stato un allarmante susseguirsi di episodi. Questura, polizia locale e arma dei carabinieri impegnate ogni settimana per contrastare risse e liti, con l'estate, anche quest'anno scoppiata in anticipo, che favorisce il crescere della movida triestina, si teme un aumento ulteriore di questi episodi. Possibile davvero un ritorno alle zone rosse? Intanto sul fronte delle indagini condotte dalla Questura emergono nuovi particolari sulla rissa fra più di 10 persone straniere di nazionalità afghana e pakistana scoppiata venerdì sera fra Piazza della Borsa e Piazza Unità. A quanto pare alla base della rissa ci sarebbe il furto di un telefonino con tanto di inseguimento e colluttazione dove sarebbero stati utilizzati anche dei tirapugni. Di fatto una rapina. Il bilancio della violenza era stato di 3 stranieri al pronto soccorso con ferite e tagli su diverse parti del corpo, persone già note all'ufficio immigrazione che avevano denunciato l'episodio in questura. Ancora in corso l'indagine che punta a identificare i 7 aggressori. Allora, nella tarda serata del 1° giugno la Polizia di Stato ha arrestato un passer ucraino di 50 anni per favoreggiamento dell'immigrazione irregolare di 6 cittadini turchi di etnia curda, di cui 2 minorenni. Personale della squadra volante del commissariato di Muggia, coadiuvato dai colleghi di Trieste, mentre transitava nei pressi di Via Flavia, ha notato scendere frettolosamente da un'auto con targa austriaca 6 persone. Alla vista della polizia il conducente ha tentato di scappare ma è stato prontamente bloccato dagli operatori. Al termine delle formalità di rito il cittadino ucraino è stato condotto al carcere, mentre gli stranieri trasportati sono stati denunciati per ingresso irregolare nel territorio nazionale. In corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e la rete criminale alla base del traffico di migranti. Parliamo ora della raffica di interventi dei Vigili del Fuoco a partire dalle prime ore del mattino a seguito delle raffiche di Bora che hanno iniziato a spirare in modo anche parecchio consistente a partire dalla nottata. L'intervento in via Sette Fontane di questa mattina. Intervento in forze dei pompieri alle 7 del mattino in via Sette Fontane. Le forti raffiche di Bora che stanno imperversando dalla notte su Trieste hanno spezzato diversi rami di alcuni alberi dal lato del muraglione sottostante gli ex capannoni della fiera. I grossi tronconi sono finiti per gravare sulle auto in sosta, fortunatamente non staccandosi del tutto dalla pianta principale e dunque non danneggiando pesantemente i veicoli parcheggiati. Molti di questi peraltro sono stati rimossi dai legittimi proprietari che risiedono nelle vicinanze, che uscivano di casa proprio durante l'intervento dei Vigili del Fuoco per recarsi al lavoro. L'intervento con l'autoscala ha reso necessaria la chiusura della via Sette Fontane all'altezza dell'incrocio con via Pollaiuolo e del noto supermercato per oltre un'ora, ma sono stati diversi gli interventi dei pompieri in tutta la giornata per segnalazioni di altre alberature divelte, cornicioni pericolanti e aree di cantiere con recinzioni a rischio. Una giornata di vento che dovrebbe spirare anche domani, ma in modo più moderato, che sta rinviando nel capoluogo giuliano l'ondata di caldo africano attesa per il fine settimana. Allora, sentiamo ora le parole del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, avvicinato questa mattina dalla nostra Laura Buccarella. Ha parlato proprio del fenomeno delle risse a Trieste, non solo in altre località della regione, del possibile commissariamento del porto, ma con nomine in mano già a Gurrieri, che sarà poi nominato presidente dopo questo momento di impasse politica, ma anche delle nuove ipotesi collegate al terzo mandato.
Presidente, risse sempre più frequenti qui a Trieste, serve una stretta? Serve una stretta e serve una prevenzione. Io penso che entrambi noi dobbiamo usare una parte repressiva fondamentale, ma anche una parte preventiva. Non a caso noi stiamo proprio operando con uno studio specifico che deve essere disponibile, già partito qualche mese addietro, per cercare anche di intercettare questi disagi sociali che si manifestano in situazioni delinquenziali. Ovviamente chi commette un atto criminale deve essere perseguito, sia ben chiaro, non esistono giustificazioni, è tanto vero che dobbiamo cercare anche di prevenirli, e quindi su questo come istituzioni, per quanto ci compete ovviamente limitatamente, perché la Regione, come sapete, non gestisce forze dell'ordine o d'altro, però cerchiamo di fare la nostra parte. Questo è l'impegno della Regione sul problema delle violenze e delle risse che in questi giorni stanno occupando le cronache cittadine a Trieste. Il presidente Fedriga interviene poi sulla paralisi istituzionale che sta bloccando le nomine ai vertici dei porti in Italia, Trieste e Monfalcone compresi. Uno scontro politico in seno alla maggioranza, nonostante il via libera dato da tempo da parte regionale al nome di Antonio Gurrieri. Io spero che il Parlamento decida velocemente. Come sapete io ho dato l'intesa alla proposta arrivata dal Ministero delle Infrastrutture, dal Ministro Salvini, e mi auguro si possa procedere velocemente, perché è importante ovviamente rendere il porto il prima possibile totalmente operativo, perché è un asset non di Trieste o di Friuli Venezia Giulia, ma un asset nazionale ed europeo fondamentale. E sulla mossa di Fratelli d'Italia che riapre la partita del terzo mandato per i governatori delle regioni, Fedriga commenta. Ringrazio ovviamente della disponibilità a cogliere quanto chiesto dalla Conferenza delle Regioni all'Unanimità, cioè un approfondimento sul limite dei mandati. Su questo ho dato disponibilità al Governo a un confronto anche immediato. Come sapete la mia posizione è molto chiara. Da questo punto di vista, se la maggioranza e il Governo vorrà discuterne, siamo disponibili anche per spiegare le nostre ragioni, che penso rappresentino la volontà dei cittadini che semplicemente chiediamo possano scegliere. Bene, proseguiamo collegandoci con la sala operativa della Polizia Locale di Trieste per le ultime su traffico, viabilità, eventuali manifestazioni. Tiziana Martini, ispettore superiore della Polizia Locale all'apparecchio. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Sì, oggi abbiamo avuto una mattinata intensa anche causa Labora. E infatti abbiamo avuto vari interventi causa appunto rami caduti per Bora e segnali e cose del genere. In particolare è rimasta chiusa a più riprese la via Sette Fontane, più o meno all'altezza del Civico 75. Abbiamo avuto due eventi separati appunto di caduta rami sulla carreggiata, sempre l'intervento insomma in concomitanza insieme con i vigili del fuoco. È rimasta chiusa per altri eventi la strada di Fiume in entrambi i sensi, anche qui dalle ore circa 10:45 alle 12:45 noi siamo stati chiamati per dare assistenza appunto per la chiusura, per un intervento dei vigili del fuoco e della polizia. Queste sono le cose appunto che ci hanno impegnato questa mattina. Non ho segnalazioni per il pomeriggio. Verrà chiusa nei prossimi giorni, quindi nella notte tra il giorno 10, nella notte tra le ore 22 e le ore 05, la Galleria San Vito per dei lavori di manutenzione. Altre cose io non avrei da segnalarvi. Grazie all'ispettore superiore Tiziana Martini per tutte le informazioni. Facciamo il punto ora sull'avvio delle attività dei centri estivi e dei ricrestate. Si inizia questa settimana con l'assessore comunale all'educazione Maurizio De Blasio, che questa mattina a Sveglia Trieste ha dato i dati relativi a quanti hanno avuto accesso e ha spiegato anche perché non si può rispondere positivamente a tutte le domande. Occorre capire che intanto lo sforzo di risorse che mette il Comune e tutto il personale che lavora, che opera sul terreno, ma replicare d'estate l'offerta invernale che mette assieme anche tutta ovviamente la componente delle scuole statali è oggettivamente un
grandissimo impegno, ecco perché non si riesce a coprire il 100% delle domande. Risponde così l'assessore all'educazione del Comune di Trieste Maurizio De Blasio alle famiglie che non sono riuscite ad accedere al servizio ricrestate o centri estivi che sia, a fronte di uno sforzo crescente dell'amministrazione comunale e all'aumento dei fondi da parte regionale. Un servizio sempre più richiesto, questi i numeri. Un numero sui nidi d'infanzia abbiamo ricevuto per tutti i 4 turni che sono bisettimanali, abbiamo ricevuto 1716 domande e abbiamo dato una disponibilità di 928, quindi siamo sul 54% di accoglienza. Sulle scuole dell'infanzia i numeri sono più ampi, sono 4.700 circa e 2.500 i posti disponibili, e qua siamo sempre sul 54%. Sulle scuole primarie abbiamo avuto 3.200 domande, 1.300 accolti, qua siamo un po' oltre il 40%, e sulle ricrestate invece siamo attorno al 45%, questo è l'andamento. C'è poi da sottolineare anche la questione della capienza delle strutture. Poi noi ai centri estivi aggiungiamo ricrestate che tipicamente, visto che riguarda i ricreatori, è tipicamente della città. Quello che non ho detto prima è che l'accesso ai ricreatori è determinato dalla capienza massima delle strutture, quindi non si può aumentare il numero di bambini e ragazzi accolti perché occorre rimanere per legge all'interno di un numero prefissato. Allora, 12 nuove fermate dell'autobus del rione di Borgo San Sergio, inaugurata oggi dalla Trieste Trasporti, la linea 41 che risponde a specifiche esigenze segnalate proprio dagli utenti. Sentiamo il servizio di Gianluca Paladin. Non è facile fare questo collegamento perché la 41 è una linea che serve una zona molto ampia, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Dopo 1 anno e mezzo di lavoro, con il progetto già avviato in via sperimentale nel corso dell'anno, la linea 41 della Trieste Trasporti da oggi garantisce la copertura di un'ampia area molto abitata di Borgo San Sergio, un servizio fortemente richiesto dalla cittadinanza che ora può contare sul collegamento con altre zone di Trieste e della provincia. Un ampio territorio di questo borgo finalmente coperto da 12 nuove fermate, 5 in andata e 7 in ritorno, che prima non c'erano mai state. Il nuovo assetto feriale della linea 41 garantisce l'interscambio con altri bus fra Borgo San Sergio e Valmaura, 7 le corse dirette da e per la stazione dei treni di Trieste. Su richiesta del comune di Dolina, la corsa in partenza da Trieste alle 13 è stata spostata alle 14:15 per rispondere alle esigenze degli studenti. Confermate le corse da e per Ospo e Caresana, e capolinea fissato a Valmaura, con possibilità di scambio diretto con le linee 8 e 10. Nei fine settimana e nei giorni festivi la linea 41 è stata riorganizzata per garantire più copertura agli abitati periferici. Il passaggio per Borgo San Sergio non è previsto, così da rendere più diretta la tratta principale. Per Dolina e Bagnoli le frequenze sono state aumentate da 90 a 45 minuti, con raddoppio delle corse complessive. È stata reintrodotta la linea 40 per i giorni festivi, assicurando un collegamento diretto fra l'area servita e la stazione ferroviaria, e il capolinea della 41 rimane a Valmaura. Una missione questa partita anni fa, grazie anche alle segnalazioni dei cittadini. Entrando in comune, la prima mozione che ho fatto è andata finalmente a buon fine, ripeto, 8 anni. Questa dal mio punto di vista è un'opera sociale che ha una grande importanza sul territorio. Io sono nativo di qua, quindi conoscevo già queste problematiche. Già dagli anni 70 i residenti chiedevano. Per fortuna insomma, siamo arrivati. Non sono un politico, sono un semplice portavoce dei miei compaesani. Questa è una cosa veramente che serviva a Borgo, veramente eccezionale oggi. Grazie a tutti. Bene, allora ci fermiamo un istante per la pubblicità, torniamo tra poco per la seconda parte in cui riepilogheremo anche le giornate festive, le notizie di ieri, insomma restate con noi.
Bentrovati con i telegiornali di Tele4. Con i nostri servizi andiamo a ripercorrere anche quanto è successo nella giornata di ieri domenica con la cronaca, con un incendio a un cassone per materiale edile che ha creato un certo parapiglia ieri in piazza Sant'Antonio e via 30 ottobre, un po' di paura tra chi passava di là. Si era sprigionato fra piazza Sant'Antonio e via 30 ottobre all'interno di questo cassone utilizzato per la raccolta del materiale di risulta di un cantiere per la ristrutturazione di un alloggio, l'incendio che attorno alle 12 ha seminato seppure per poco il panico fra i triestini ed i turisti che in quel momento si trovavano a passeggiare in uno dei luoghi più frequentati della città, senza contare quelli che uscivano dalla Santa Messa. Numerose le chiamate giunte alla sala operativa dei Vigili del Fuoco che hanno immediatamente inviato sul posto una squadra e l'autobotte che dopo aver constatato l'origine dell'incendio hanno spento le fiamme in pochi minuti per proseguire quindi con la bonifica del materiale andato a fuoco. Per soccorrere una persona che presentava i sintomi di un'intossicazione per aver respirato i fumi della combustione è stato chiesto l'intervento del personale sanitario, laddove la polizia locale si è recata in zona per quanto di competenza. Danni sono stati riscontrati alle vetrine del negozio di casalinghi all'angolo con via 30 ottobre. Si indaga ovviamente sulle cause delle fiamme, potrebbe essere stato semplicemente il mozzicone di una sigaretta lanciato sconsideratamente all'interno del cassone, ma anche per escludere il dolo, oltre al lavoro dei vigili del fuoco sarà importante verificare quanto raccolto dalle telecamere di videosorveglianza. E poi la rissa avvenuta tra via Filzi e piazza Sant'Antonio, di cui vi abbiamo parlato anche nel servizio riassuntivo, per cui oggi il sindaco di piazza pensa al ritorno delle zone rosse. L'ennesima rissa fra stranieri è scoppiata ieri sera all'esterno di un bar fra via Filzi e piazza Sant'Antonio. Il pretesto? La partita di calcio fra Albania e Serbia, finita 0-0, valida per le qualificazioni ai mondiali 2026. Si è ripetuto il copione ormai consolidato, spintoni, pugni, sedie che volano, come accaduto del resto 24 ore prima fra piazza Unità e piazza della Borsa. Per fortuna, almeno ieri non ci sono stati feriti fra le opposte tifoserie, forse anche obnubilate dall'aver tracannato dell'alcol. Alcuni passanti avevano chiamato la polizia, già che gli scontri avevano mandato in tilt il traffico della zona, ma quando le volanti sono giunte sul posto, tutti se l'erano già data a gambe. Accertamenti ora sono in corso. E poi parliamo del furto avvenuto ai danni della sagra di Mattonaia. I malviventi hanno portato via l'incasso della serata dall'automobile del sindaco di San Dorligo della Valle e Dolina, socio dell'associazione che organizza la Kermesse. Sentiamo. Decisamente è stato un sabato sera amaro per il sindaco di San Dorligo della Valle Dolina e in definitiva per tutti quelli che lavorano alla sagra di Mattonaia. Dall'autovettura di Alessandro Coretti, già presidente ed ora socio del circolo culturale Fran Venturini che organizza la Kermesse, è stato sottratto l'incasso della serata di ieri, stimato attorno ai 10.000 euro. Mi è stato chiesto di portare una parte dell'incasso in dei contenitori in legno con i registratori di cassa nella mia vettura che era posteggiata vicino proprio all'entrata. L'ho fatto. Successivamente, dopo 15 minuti o 20 minuti, alcuni ragazzi sono entrati in circo, cioè nella sede qui, e hanno detto è successo qualcosa, qualcuno ha aperto un cofano, il bagagliaio di una macchina, siamo usciti fuori ed era la mia macchina senza logicamente dentro i 2 contenitori in legno e l'incasso, una parte dell'incasso. I malviventi avrebbero agito alla svelta, incuranti del fatto che l'autovettura di Coretti era parcheggiata di fronte ad una casa, ma anche del fatto che vi fossero dei ragazzini che giocavano nei pressi. Secondo le testimonianze, gli autori del furto si sarebbero dileguati a bordo di una Polo dal colore scuro, ma tutto al vaglio dei carabinieri di Dolina, intervenuti stanotte sul posto e nella cui caserma Coretti si è recato stamani per formalizzare la denuncia contro ignoti. Ho chiamato subito i carabinieri di San Dorligo, ho chiamato i proprietari dell'azienda, diciamo, dove avevo posteggiato la macchina, il parcheggio della macchina, e loro abbiamo visionato le telecamere e diciamo che ci sono buone possibilità di arrivare al colpevole.
Resta un ulteriore dispiacere: con i fondi raccolti durante la sagra il circolo finanzia le proprie attività culturali. La fonte principale di finanziamento è l'organizzazione della sagra paesana, quindi è un duro colpo per il circolo, un duro colpo per tutti i soci, gli associati che lavoreranno qua da 4 giorni, ma sono qua già da 2 settimane per preparare tutto quanto. Ma ce la faremo, andremo avanti lo stesso. E difatti stamani i volontari stavano preparando la giornata di festa come al solito. Allora, dopo l'innalzamento del chapiteau, del grande tendone nell'area del sedime del Silos in Portovecchio, cresce l'attesa per lo spettacolo del Cirque du Soleil, che sarà un volano di interesse particolare per la nostra città. Credo che debba essere un bel orgoglio per tutta la città avere un evento di questo genere, perché è un evento vero. Tante volte si parla, sì, è un grande evento, questo è un evento vero, basta vedere le immagini che sono state girate oggi, insomma le persone che sono impegnate nel montaggio e poi nella gestione di questo spettacolo. Il direttore organizzativo del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Stefano Curti, riflette ulteriormente sul significato della presenza a Trieste del Cirque du Soleil, inquadrando la tappa triestina della tournée di Allegria in New Light in un contesto più ampio, che va al di là del pure indubbio aspetto artistico dell'intera operazione, da questo punto di vista rivelatasi già vincente. Sappiamo che arriveranno persone da tutto il mondo a vedere Cirque a Trieste e magari scopriranno questa città e poi ci torneranno. Il punto ancora una volta dunque è anche questo, uno spettacolo importante ed in questo caso imponente, che diventa veicolo per la promozione della città. Ma diciamo le prime conversazioni sull'ipotesi di portare Cirque a Trieste credo risalgano a 2 o 3 anni fa, sembravano ancora così quelle cose che ogni tanto si dice. Una volta concretizzatasi la possibilità di avere a Trieste il Cirque du Soleil, si poneva un problema non da poco, considerata anche la struttura morfologica della città. Trovare cioè un'area non periferica adatta ad ospitare la struttura all'interno della quale lo spettacolo si terrà, come noto, dal 13 giugno al 13 luglio. Valutati anche altri luoghi, si è dunque arrivati all'area del Silos, che aveva tutte le caratteristiche per essere un'area straordinariamente bella, sia per l'impatto proprio visivo che c'è, perché insomma qui intorno abbiamo edifici belli, alcuni che hanno bisogno di un recupero, ma soprattutto siamo in pieno centro. Cirque du Soleil spesso anche nelle grandi città si trova a dover andare in periferia e quindi magari bisogna andarci per forza in macchina. Qui il fatto di poterci andare a piedi per le persone più fortunate che magari abitano nel centro della città o venirci con un autobus urbano o con qualche fermata così è veramente un qualcosa di unico. Ora del fatto che anche in Friuli Venezia Giulia è arrivato nel weekend il giorno di liberazione fiscale. Cosa si intende? Lo spiega la CGA di Mestre nella sua analisi settimanale sui dati economici del territorio. È arrivato il tanto sospirato giorno di liberazione fiscale. Il weekend appena iniziato è il primo fine settimana liberi dalle tasse. Lo rivela l'elaborazione dei dati compiuta dalla CGA di Mestre. Dopo 156 giorni dall'inizio di quest'anno, sabati e domeniche compresi, anche il contribuente medio del Friuli Venezia Giulia termina momentaneamente di lavorare per pagare tutto il set di imposizione fiscale del nostro paese, costituito da IRPEF, IRES, IRAP, IVA, addizionali, contributi previdenziali, tasse locali e tanto altro ancora. In teoria da questo fine settimana abbiamo terminato di pagare le tasse, che purtroppo non accennano a diminuire come vorremmo. Sia chiaro, non esistono soluzioni miracolistiche. Con un debito pubblico tra i più alti al mondo, per ridurre seriamente la pressione fiscale dovremmo razionalizzare la spesa pubblica e aumentare le entrate, facendo finalmente pagare le imposte e i contributi a chi lavora in nero e agli evasori fiscali. Ma c'è anche chi in Friuli Venezia Giulia le tasse non le paga. Per i 39.300 evasori stimati nel nostro territorio, il giorno di liberazione fiscale non rappresenta assolutamente nulla. Le stime si riferiscono ai dati Istat riferiti al 2022. Si tratta di occupati irregolarmente come dipendenti oppure completamente abusivi. Per una regione come il Friuli Venezia Giulia, che esporta molto e ogni giorno si confronta con i concorrenti di tutto il mondo, la riduzione del carico fiscale rimane ancora uno dei principali problemi che la politica non ha risolto. Per questa edizione del telegiornale è tutto, restate con noi, ci vediamo questa sera alle 19:30.